questo ragazzo che come me ballava è da 70 anni nel palco. Facciamo un applauso a Benito, veramente. Allora, raccontiamo una barzelletta inerente a questo spazio. Perfetto, va bene. Allora, io racconto una barzelletta di San Giovanni Suerge di circa 300 anni fa. Ok, ci sto. 300 anni fa a San Giovanni Suerge c'erano le fontane. Giustamente. Non c'erano i rubinetti in casa, lo sapevate? Non c'erano. Ma non c'era neanche... La gente andava a Sacqua. Beh, giustamente. E ci via questa fontana e tutta questa gente aspettando a pigliare il sacco. Ognuno che arrivava a narrata a Sacqua e si sentiva tutto canto. A Sacqua. Proviamo a farlo. Io dico a Sacqua, voi rispondete voi forte. A Sacqua? Ecco, succedeva questo, ma non solo a San Giovanni, dappertutto, certo. Io me lo ricordo a Ottana, a cosa incredibile, un Ugoro, a Sabba, E cos'era successo? Che tra sindaco e parroco, giustamente, si consultano perché il parroco aveva qualcosa da dire al sindaco. E il sindaco ha detto: mi dica cosa c'è. Signor sindaco, in chiesa purtroppo le signore quando vengono dicono questa frase che è bruttissima, che tradiscono il marito. E non mi piace che in chiesa questa frase venga detta perché ci sono bambini e sentire questa cosa che tradiscono. E cosa facciamo, padre? Non lo so, io direi che ogni donna che fa questa cosa deve dire: ho inciampato nella fontana. Giustamente. E quindi andavano a confessarsi: questa settimana ho inciampato nella fontana 2 volte. Stai attenta a non cadere. Stai attenta, passano gli anni e cambiano tavoreti. Giustamente, come succede. Arriva a tavoreti e intendeva: questa settimana ho inciampato nella fontana 2 volte. Il prete restava un po' così. Giustamente, che peccato era, tra l'altro. Sentiva sempre: ho inciampato 4 volte, 2 volte, una volta. Incontra il sindaco e dice: signor sindaco, ma le infrastrutture in questo paese funzionano? È tutto a posto. Perché ci sono queste donne che inciampano nella fontana? Si sente, se può star ridere. Si prende di no, non ride, sua moglie questa settimana ha inciampato 4 volte.